Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Abbiamo sempre detto che tra Venezia e l'Ateneo Veneto c'è un'osmosi. Venezia entra all'Ateneo Veneto con le sue bellezze e anche i suoi problemi di cui parliamo spesso. L'Ateneo Veneto esce a Venezia, per citare una dei tanti eventi, è uscito l'estate scorsa partecipando alla regata storica. Quindi se fuori si festeggia il martedì grasso, deve festeggiarsi il martedì grasso anche in Ateneo. E d'altro canto il carnevale appartiene alla cultura veneziana e siccome l'Ateneo fa e divulga cultura, l'Ateneo deve occuparsi anche del carnevale. Oggi festeggeremo il martedì grasso con il racconto spettacolo, perché non c'è solo un racconto ma anche tanto molto altro che non so neanche bene che cosa. Parleremo della storia delle compagnie della calza, un unicum veneziano che si è sviluppato tra il 400 e il 500 e che mescolava teatro, feste, cultura, divertimento, impegno e trasgressione. A parlarcene l'unica compagnia della calza che c'è ora a Venezia, quella degli Antichi, che è stata fondata da Paolo Emanuele Zancopè nel 1979 e che tuttora continua a vivere nella nostra città. E augurando a tutti un buon martedì grasso, do inizio alle danze. Entri il gran priore della Compagnia della Calza, Luca Colferrai. Grazie. Prima di cominciare, due cose soltanto tecniche. Una riguarda le immagini che vedete, che sono una raccolta di stampe, incisioni, dipinti antichi dal 1500 in poi, che raccontano visivamente gran parte delle cose che diremo a parole durante questa conferenza spettacolo. E si va da stampe tratte dagli abiti dei veneziani antichi e moderni di Cesare Veceglio, fratello di Tiziano, e dagli abiti, che è un libro del 1580-90, la meravigliosa raccolta del Grevenbroich, che è del 700 ma rielabora le stesse immagini, e poi ci sono quadri di Carpaccio, di Gabriel Bella, che anche se è del 700 racconta per immagini sempre le feste veneziane, e di altri autori minori, soprattutto quelli dove vedete le cacce ai tori disseminate principalmente in piazza San Marco. La seconda avvertenza è il consiglio di ricordarvi di accendere i cellulari dopo la conferenza. Grazie. E quindi, maestro, musica! Allora, cominciamo questa storia e la cominciamo dalla fine. La fine è metà Quaresima di 45 anni fa, nel 1979. Quel carnevale, un gruppo di veneziani sui 30-40 anni erano andati a festeggiare il carnevale a Burano, l'unico posto dove ancora si faceva il carnevale. Ritornati a Venezia, si sono sentiti pervasi da un desiderio forse malsano di continuare anche l'anno successivo a festeggiare il carnevale, vestirsi in maschera e andare a fare feste, balli, bere tantissimo probabilmente. Due di loro, i più
esperti di tante e variate cose, l'avvocato antiquario e già rivoluzionario Paolo Emanuele Zancopè e l'avvocato veneziano Edoardo Dodo Andreotti Loria decidono così di prepararsi per l'anno successivo. E a un certo momento, non so quanto avessero bevuto, Dodo Andreotti Loria dice: potremmo rifondare una compagnia della calza. E Zancopè risponde: ottima idea, lo faremo senz'altro. Nasce così un'operazione culturale di recupero di un'antichissima tradizione veneziana che era ormai scomparsa da secoli. Ed è un'operazione interessante perché questi due signori vogliono riprendere le cose non come una ricostruzione storica normale, ma come una reinterpretazione dello spirito veneziano della festa del Rinascimento. Nasce così la compagnia de calza Gli Antichi, che esiste ancora oggi e che vedete qui in scena in questa bellissima aula magna dell'Ateneo Veneto, che per noi, creduti per lungo tempo solo dei crapuloni goliardi, è una soddisfazione notevolissima poter raccontare questo pezzo importantissimo della storia sociale e artistica della nostra città. Da quel giorno però spuntò una domanda inevitabile, continua, che viene ripetuta da 45 anni. E la domanda sono due: che cos'è la compagnia della calza e perché si chiama così? A queste due domande e a molte altre inespresse e taciute daremo risposta questa sera. Musica. Un bel saltarello del 1400, proprio in epoca giusta. E così noi adesso torniamo indietro con una macchina del tempo mentale e fantasiosa, torniamo indietro di 5 secoli, anche 6, e arriviamo alle soglie del Rinascimento, quando inizia un'epoca completamente diversa per le feste di Carnevale. Fino a quel momento le feste di Carnevale veneziano erano feste cittadine, pubbliche, statali. Vi ricordate benissimo la storia dei 12 porseetti e del toro sacrificati ogni giovedì grasso per festeggiare la vittoria sopra quegli scalmanati patriarchi di Grado e Aquileia. Ecco, quello era il carnevale ufficiale della Repubblica Serenissima. Ma nel Cinquecento lo spirito cambia e in questa città, che è la più ricca d'Europa, forse anche la più potente e forse alcuni come me ritengono la più civile del continente, fioriscono e si sviluppano rigogliosamente tutte le arti, pittura, musica, architettura, scultura, e fiorisce persino la nuova arte della stampa e arrivano cose nuovissime mai viste prima, come la gastronomia o come il teatro. In questo fertile terreno urbano e cittadino e culturale nascono le compagnie della calza. E la domanda prima è: ma che cos'è una compagnia della calza? Una compagnia della calza era un'associazione temporanea composta da giovani nobili che si riunivano solo durante il carnevale. Organizzavano feste private e eventi pubblici. Era organizzata gerarchicamente, regolata da uno statuto, governata da un priore che veniva a volte coadiuvato da un camerlengo, da un consiglio dei savi per le questioni economiche e per dirimere le questioni interne. C'era anche il signore delle feste, una carica che veniva affidata a chi doveva gestire materialmente l'organizzazione delle varie feste, ma che di solito era compito del priore della compagnia. Qualcosa di molto simile a un'associazione culturale odierna.
E perché si chiamava della calza? Si chiamava della calza perché a quel tempo gli uomini non indossavano i pantaloni, ma calze attillatissime. Per distinguere una compagnia da un'altra, le calze avevano colori e combinazioni di colori diverse. Spesso erano riccamente decorate con ricami in fili d'oro e d'argento, impreziosite da perle, pietre dure, vetri colorati e pietre preziose. La nostra compagnia, gli antichi, ha come colori il viola, l'oro, il rosso. In veneziano, paonasso, oro, cremesì. Questi giovani nobili o anche borghesi ricchi si davano nomi stravaganti che si inventavano per caso o perché piacere. Reali, modesti, potenti, fraterni, perpetui, eletti, fausti, eterni, immortali, sbragassadi, pacifici, giardinieri, fortunati, ortolani, virtuosi, trionfanti, moderati, valorosi, floridi, reali, cortesi, accesi, che furono gli ultimi e i più ricchi e i più sfarzosi di tutta questa lunga storia. Secondo Francesco Sansovino, che scrisse un bellissimo libro che si intitola Venezia, città singolare, fu pubblicato la prima volta nel 1590 e poi ripetutamente ristampato e aggiornato. Nell'anno 1400 addirittura, creato principe Michele Steno, la città fece festa per molti mesi, anche per accogliere tutti i potenti d'Europa e soprattutto l'imperatore e l'imperatrice che erano venuti in visita, forse in tentativo di alleanza o addirittura in segno di sottomissione al nuovo doge. Durante questi mesi di festeggiamenti una quantità di giovani nobili messi in monte 2000 ducati per uno, chiosa il Sansovino, che nei tempi loro ne valevano più di 4.000 dei nostri, levarono una compagnia della calza, che però si è perduto completamente il suo nome. La compagnia della calza ha due termini molto interessanti, sono la levada de calza e la butada de calza. La levada de calza è quando si indossa la calza, cioè la si leva, la si solleva per indossarla e comincia l'attività della compagnia della calza, solitamente all'inizio del carnevale. Non radicalmente il 26 di dicembre, giorno di Santo Stefano, che era la data ufficiale, ma insomma prima dei festeggiamenti. E la butada de calza, cioè quando la calza viene tolta, buttata, abbassata, è quando la compagnia si scioglie temporaneamente o definitivamente alla fine dei festeggiamenti carnevalizi. Le compagnie della calza organizzavano soprattutto feste private nei palazzi patrizi. Erano queste feste dei ricevimenti molto simili a quelli che facciamo oggi, per ospiti in maschera, con musicisti, un lauto banchetto, abbondanza di vini e danze finali, ma avevano una grandissima novità che non si era ancora mai vista: il teatro. Non solo buffoni e saltimbanchi, ma vere e proprie commedie, con molti interpreti e trame bizzarre. La commedia era una vera assoluta novità. Prima era nata come teatro di corte nelle corti dei principi, a Ferrara dagli Estensi con Torquato Tasso e poi ancora in altre zone, in altre corti italiane, ma la differenza a Venezia è che divenne subito teatro di casa patrizia. Un cambiamento, non dico democratizzante, ma sicuramente allargante, che ha molta importanza per la storia successiva del teatro. Le commedie venivano scritte e recitate solitamente da attori professionisti, ma anche scritte e recitate dalle compagnie della calza e addirittura, in maniera molto carina, dalla famiglia stessa che organizzava le feste. Un altro aspetto veramente importante delle feste veneziane era la loro funzione di spettacolo pubblico.
Gli ingressi dei palazzi, che a Venezia fortunatamente sono due, quello di terra e quello di acqua, o meglio, con ordine, quello di acqua e quello di terra, venivano utilizzati come scenografie fondali per l'ingresso degli ospiti, che vestiti con costumi sfarzosi venivano accompagnati o in barche decoratissime oppure all'ingresso di terra con fiaccole e lento incedere e da musicisti che li aspettavano e facevano un tessuto musicale all'ingresso della festa. Oltre a questo c'era anche un'aggiunta di saltibanchi, giocolieri, attori. Quindi possiamo immaginare questa festa che diventava uno spettacolo cittadino per gli invitati, ma anche per tutte le persone che non partecipando però potevano godere del divertimento di queste feste. E adesso, per avere una testimonianza diretta, i potenti mezzi metempsicotici della compagnia di Calza faranno apparire queste epifanie dall'antico passato in carne e ossa. Ho il piacere di introdurvi una delle donne più belle, più scatenate, più irresistibili di tutto il Cinquecento. Lo stesso Pietro Aretino, che ebbe molteplici amanti di tutte le età e forse anche di tutti i sessi, la riteneva la donna più bella della città, sicuramente la più intelligente e una compagna di conversazione e di cena meravigliosa. Salita dagli strati più bassi della società, figlia di un orribile zaffo, ovvero sbirro, e per questo soprannominata la Zaffetta, signori e signore, Angela Dal Moro, detta la Zaffetta. E cara Anzola, benvenuta. Grazie, buonasera. Benvenuta. È stato difficile viaggiare dal Cinquecento fino a qua questa sera? Assolutamente no. Visto le potenti mezzi degli antichi fanno apparire le meraviglie dal nulla. E cara Anzola, come splendida cortigiana, che cosa ci può raccontare di prima mano delle feste del Carnevale a Venezia nel Cinquecento? Le feste alle quali partecipavo erano le più belle, le più ricche e sfarzose in assoluto. E i patrizi, appunto, i più ricchi patrizi, alcuni dei quali facevano parte anche delle compagnie della Calza, e iniziavano queste feste con banchetti libagioni molto sfarzose, giocolieri, buffoni, che intrattenevano, diciamo, gli ospiti della serata. Alcuni di loro, quelli più all'avanguardia, recitavano anche delle commedie, invitando professionisti come ad esempio Ruzzante, Pietro Aretino. Ah, certo. Oppure le scrivevano appositamente per l'evento. Erano tutte commedie molto divertenti. E la serata con delle danze sfrenate fino a notte fonda o anche fino al giorno dopo, fino all'alba del giorno dopo ancora. Era una cosa irrefrenabile. Cioè notte dopo notte praticamente. Notte dopo notte. E tutte queste cortigiane che venivano invitate, di cui anche Marin Sanudo scrive, c'erano delle bellissime cortigiane, certe volte dice anche erano 20 o 30. E queste cortigiane, cosa succedeva di loro? Il nostro lavoro iniziava dopo le danze, ma non era solo una questione di mercimonio, era un corteggiamento e poi solo io decidevo fino a dove spingermi. Non era solo una questione di prezzo. Non ho alcun dubbio, Anzola Zaffetta non ha prezzo quasi. Ma è vero che c'erano anche altre ragioni meno lussuriose per invitare le più belle cortigiane a una festa? Certo. Noi cortigiane eravamo invitate alle feste per la cosiddetta diplomazia delle lenzuola. Diplomazia delle lenzuola, sì, ce la può spiegare un po' nel dettaglio come funziona? Nella Serenissima Repubblica di Venezia, appunto, erano invitati a queste feste principi, duchi, nobili foresti, ricchi personaggi, insomma,
E il nostro compito era quello di intrattenere questi personaggi, carpire segreti Ah, e farli ecco. sentire a loro agio Ah, ecco. in uno stato che poteva essere anche nemico o pericoloso per gli stessi, ecco. Cioè, voglio dire, uno si innamora della Anzola Zaffetta e si dimentica che è nemico giurato della Serenissima Repubblica di Venezia. Esattamente. Ah beh, è diplomazia delle lenzuola. Ma parlando ancora delle feste, ma si poteva, voglio dire, cioè, si poteva organizzare queste feste con così ricchissimi costumi e cibi prelibatissimi e grandissimi apparati scenici e le cortigiane che non andavano gratis, voglio dire, e musiche e tutto quanto. Si poteva organizzare Certo che no, Ah, era ecco. assolutamente proibito. Ah, immaginavo. E i provveditori alle pompe I e provveditori alle magistrati, pompe. Ah. eccetera, insomma, che si occupavano della cosa, praticavano delle multe salatissime per chi indossasse troppi gioielli, organizzasse feste troppo lussuose, cibi ecco. troppo sfarzosi, insomma, non si poteva fare tutto ciò. Avevano disposto che si potessero spendere 50 ducati d'oro, ma per una festa di un certo tipo se ne spendevano ben più di 500. Vorrei anche vedere. Ma d'altronde le cose proibite sono sempre quelle più divertenti. Vero, grazie. Angela Zaffetta. Una meraviglia. Ci sono delle storie stupende su di lei, che però qui divagheremo troppo nel raccontarle. Magari il prossimo anno ve le racconterò tutte quante, potrei parlarvene per ore e ore e ore. Gli spettacoli messi in scena dalle compagnie della Calza o queste commedie che venivano recitate venivano anche chiamate con un termine esclusivamente veneziano che è momaria. Su questo termine, dall'Ottocento fino ai giorni nostri, si sono rotti il cervello tantissimi etimologisti o studiosi di storia, ipotizzando varie origini, ma noi non ne parleremo questa sera. Diciamo soltanto che con il termine momaria si indicava una forma di spettacolo misto di recitazione, sfilata, mimo, interpretazione, musica, immagini, scenografie. Quello a cui voi state assistendo questa sera è tecnicamente una momaria del 2024. E noi ne siamo fieri perché poi c'era un'altra cosa che si chiamava demonstrazione, che è invece la parte pubblica delle scene della compagnia de Calza. Ma comunque siamo sempre nello stesso ambito. Nelle feste pubbliche l'impegno era decisamente maggiore di quello che si poteva immaginare per una festa in palazzo. Bisognava allestire scenografie grandiose, magari non solo più in un campo o nel canale, ma addirittura in piazza San Marco o all'ingresso del Canal Grande. In queste occasioni, soprattutto per l'arrivo di principi stranieri, lo Stato organizzava delle vere e proprie gare d'appalto tra le compagnie della Calza e le compagnie partecipavano con grandi progetti, solitamente affidati a grandi architetti, pittori, scenografi dell'epoca. Gli allestimenti contemplavano macchine teatrali galleggianti, grandi strutture decorate, musiche, balli, interventi mimati, cortei allegorici a terra e sull'acqua. Avvenivano di solito durante il carnevale, ma spesso anche fuori. Era come se il doge, all'interno del suo palazzo ducale, fosse il padrone di casa che organizzava una festa privata, ma che coinvolgeva tutta la città per festeggiare la città o anche l'ingresso e l'arrivo di ospiti famosi e illustri. Però ora io vorrei interrompere un attimo questa festosa e fastosa narrazione deliziosissima per ricordarvi una cosa molto importante e interessantissima che a me personalmente sta molto a cuore. La storia delle compagnie della Calza va grosso modo dal 1480 al 1560. Sono circa 80 anni.
decenni in cui abbiamo detto Venezia è una città ricca, bellissima e famosa, che attrae donne e uomini di tutte le estrazioni, di tutti i paesi, è una città divertente in cui sono continue le occasioni per un banchetto e per una festa. Si celebrano quasi tutte le festività religiose, col doge che prende il posto del vescovo quasi. Si celebrano tutte le feste civili, con forse più sfarzo e più pompa, e poi ci sono le feste private, dentro e fuori del carnevale. Tutto questo può far pensare che una pace serena e radiosa governasse questi 80 anni. Tutto il mondo è in pace e noi festeggiamo follemente. Niente di più sbagliato. Sono decenni terribili di guerre, battaglie, carestie, epidemie. Ci sono stati perfino 2 incendi mostruosi, uno che ha distrutto Rialto nel 1514, quando un mercante di stoffe se ga desmentegare candea in pisada prima di andare a dormire, e ha bruciato tutta Rialto. E nel 533 all'Arsenale, dove si sciopà il magazzino di tutte le polveri. E poi guerre e guerre e guerre, guerre per mare, guerre per terra, guerre con tutti gli europei, con i lombardi, con i tedeschi, con i francesi, guerre con gli ottomani, una battaglia dietro l'altra. Ricordiamo una sconfitta clamorosa, la peggiore di tutti. Anno 1509, la rotta della Ghiara d'Adda, nota anche come la sconfitta di Agnadello. Gli eserciti del re di Francia, del duca di Ferrara, più i marchesi di Saluzzo e Monferrato, che non contava assolutamente niente, ma non importa, con l'appoggio decisivo del Papa, sconfiggono le truppe veneziane vicino a Milano e arrivano in pochissimi giorni fino a Padova. Una vera catastrofe. È la fine di tutti i desideri e le speranze di egemonia sull'Italia che Venezia aveva covato per alcuni decenni. L'esercito in rotta, i nemici fin quasi al dogado, una vera tragedia. Alle guagliele! A che sono pure i vostri Venezie. Chi mi più mi augurò di arrivare, che non si augureme di arrivare l'erba nuova a cavala magra in bolsia. Me ne fare pure. Cancaro ai campi, alla guerra, ai soldei ai campi. A non me sentire più a racciarpia il campo. A non sentire zappe sti remore di sti tamburini qua fasea, né trombe mo criar arme, mo. Are tu più paura. Che mico sentia criar arme, apparea un tordo che avesse buona svolsonà. A dormire pure i messoni, a mangiare pur che me fa pro. Oh Marco, son più chiaro alla segura. Cancaro, a sovigno presto. A caso che ha fatto più di 60 meggia al dì. E dice che da Cremona a Berse 40 meggia, sì. Che è un battino, che ne niandes de 8. E da Berse alla Peschiera dice che ne 30. 30. Ah, coppe fiorin, che ne ben sese. E dalla Peschiera chi? Cosa che può essere che sono venuto in Tundì? È vero che ho camminato tutta la notte. Ma se il falchetto non voleme tanto come cammino mi. Alla fe, el me duole ben le gambe, ma talmente non sogna stracco. Orbentina, la paura me cassava, e il desiderio mi portò. E poi, non so che montò all'Isa Fusina. Son mi, e sì, e son vivo. Così se esse a cattar la mia gnua, o me compare menato, che a se lei che la chi allora le Venezie, Cancaro. La mia femmina, avrà adesso paura di me? Bisogna che mi mostra d'essere fatto braoso. Me compare mi domanderà del campo, Cancaro, che direi del Gran Noele, ma che che le quello?
Quale bello! Compare, sono me, Rusante, vostro compare. Ah no, Rusante, mi non sono nato, sono il prior grande degli antichi. Manca a me non sono mica Rusante. Mi sono l'inventor del Rusante. Mi sono è il primo attore, regista, commediografo, interprete, è il più bravo di tutti. Angelo Beolco son me. Detto Rusante. Angelo Beolco è stato il papà del teatro europeo. Si è inventato questo personaggio tratto dalla realtà del contadino pavano che tenta disperatamente di sopravvivere alle terribili vicissitudini del suo tempo. Ovviamente si è arruolato, come dire, obnubilato dal desiderio di soldi di qualche ducato che gli hanno promesso e glielo avrebbero pagato, ma è andato tutto quanto a catafascio ed è tornato di corsa a Venezia in cerca della sua gnua e del suo compagno menato. Ovviamente la gnua si metterà a fare la prostituta, perché è molto meglio che fare la schiava di Rusante. E Menato cercherà di districarsi in qualche maniera in questa metropoli e forse riuscirà ad andare meglio di Rusante, che ha dalla sua parte l'ingenuità di Arlecchino e la scaltrezza inutile forse di Brighella. Ma la cosa interessante è che questo tipo di commedia dialettale è a Venezia una cosa estremamente comune nel Cinquecento. La composita diversità degli abitanti e dei residenti di Venezia fa sì che si parlino decine di dialetti, di lingue diverse, e nelle commedie dell'epoca c'è quasi una gara a mettere in scena personaggi che parlano in grechesco, che parlano in una specie di tedesco, che parlano in una specie di dalmata, cioè tutte le varie turchesco, tutte le varie gamme delle lingue parlate normalmente in città fluiscono ed entrano dentro le commedie. Sì, ma adesso torna a essere Rusante, Ecco. che viene dal campo. E senta, Rusante, tu hai girato il mondo praticamente, in guerra. Po. Mo son sto disgrazio, e mo pu però è il mondo un po'. Davvero, sei andato così Sì. lontano, ma dici Sì. un po' di quel paese, della Ghiaradadda, com'era, chi c'era? Mo, non mi fa vedere se sta fieramente in là, mi sono sta chiaramente in Giaradada. Mi ho fatto il fatto de arme, che fommo so tanti dei nostri. Compare, hanno vivi se non cielo e uosse de morti. E come parlano da quelle parti? Ci si capisce con loro? Sono esseri umani come noi? Di carne, voglio dire, Rusante, di carne, sono come noi? Sì? Gli uomini de carne, come siamo noi. E se favela, come favemo noi, mo malamente. Ta mentre je battesè, i fa il pan come che facemo noi, e gli magna come che mangiamo noi. E se Maria fa figlioi, proprio come femo noi. E se ne amoreggiano. Ma è vero che sta guerra. E i soldè, i che ha fatto andare l'amor via dal culo. E torniamo a parlare di Venezia. Venezia, città internazionale, eventi pubblici, arrivo di principi, teatri galleggianti. Scrive ancora Francesco Sansovino: mi sovviene di aver vedute 2 grandi feste delle compagnie della calza ai miei tempi. Scrive verso il 1580, racconta di cose accadute molti anni prima. L'una dei Sempiterni, l'altra degli Accesi.
la prima l'anno 1541, l'altra 1562. I sempiterni, nel celebrare la loro maggiore festa, rappresentarono in Canal Grande la macchina del mondo, nel mezzo del quale, essendo vacuo e regalmente addobbato d'oro e di seta, furono 200 elettissime gentildonne, le quali, ballando al suono di ben 100 strumenti musici, erano tirate dolcemente da palaschermi e altri legni per il corso dell'acqua. Essendo tutte le case, le finestre, i tetti e le fondamenta coperte di popolo, di persone solazzevoli, di mascare e suoni in tanta letizia. E così da questa Venezia così duplice, strana, centuplice, di lingue diverse, di persone diverse, di guerre, di amori, di lotte, di mercanti, dove tutto si confonde e tutto risplende al massimo, abbiamo chiamato a sorpresa la più risplendente di tutte le cortigiane veneziane dell'epoca. Non solo una cortigiana onesta, ma una poetessa d'eccezione e d'amore, Veronica Franco, che abbiamo qui in carne e ossa, e che carne direi. Illustrissimo Pronta? priore, gran priore, Grazie Veronica, grazie mille. pubblico. Andiamo subito al dunque. Che cos'è una cortigiana onesta? Una come me forse? Lo so che ci sono molte cose da sapere sulle cortigiane e non tutti le sanno, priore. Potrei gentilmente fare una piccola lezione per il vostro amabile pubblico, e per voi, e per Angela, e per Ruzzante. Ne ha facoltà, prego, si addentri pure. Le cortigiane, sapete, è come una piramide o forse una scala. Partiamo dal gradino più basso. In basso abbiamo le prostitute. Le prostitute sono ragazze che esercitano il mestiere prevalentemente per sfuggire ad una condizione di miseria, di estrema povertà, di servitù. Ruzzante, vostra moglie, la gnua, era una di quelle. È letteralmente fuggita dalla campagna per evolvere la sua situazione anche economica, insomma era una situazione di disperazione. Andiamo un gradino più su e troviamo le meretrici. Non sono tanto diverse dalle prostitute, anche loro esercitano il mestiere, ma hanno più esperienza. Hanno lavorato di più e sono riuscite a elaborare delle strategie seduttive più accattivanti. Maliziose direi. Hanno una malizia in più. Andiamo ancora su e troviamo finalmente le cortigiane vere e proprie. Le cortigiane sono donne eleganti, hanno vestiti sfarzosi e curano molto il loro aspetto, ma non sono solo belle esteticamente, e diciamo che la loro non è solo una bellezza fisica che ammalia gli uomini, hanno anche una bellezza nel comportamento, hanno dei modi che affascinano. E finalmente arriviamo in cima alla vetta. L'ultimo gradino è riservato alle cortigiane oneste per l'appunto, che a tutto quello che ho già detto per le cortigiane aggiungono un valore immenso, che è quello della cultura, la conoscenza. Le cortigiane oneste sono donne che sanno comporre versi, cantare, suonare e soprattutto tenere delle conversazioni complesse su svariati argomenti. Quindi le cortigiane oneste affascinano anche i potenti, gli artisti. Ma non solo perché sono belle ed eleganti, interessanti, soprattutto per la loro spiccata intelligenza e per la loro vasta cultura, esattamente come me. Eh sì.
Secondo Marin Sanudo, nei suoi diari, egli annota che a Venezia, nei suoi tempi, cioè nel 500, c'erano circa 12.000 cortigiane. Questa statistica sanudiana tiene conto però esclusivamente delle cortigiane effettivamente in servizio, non riguarda le cortigiane, diremo oggi, part-time, o quelle a tempo determinato, oppure le cortigiane saltuarie. Di sicuro non fa menzione dei molteplici uomini che facevano le cortigiane. Se noi teniamo conto di tutti questi, più le vecchie cortigiane in disuso che chiamate carampane, credo che con una buona approssimazione possiamo arrivare al numero di 20.000 esercenti, l'antico mestiere e anche tra i più piacevoli dell'umanità. Quindi su una popolazione di 150.000 abitanti, 20.000 dediti al cortigianesimo sono una cifra molto importante. È vero perciò che fu pubblicato addirittura un catalogo delle cortigiane. Certamente è vero. Qualche tipografo malmostoso è stato che ha avuto questa bella idea di creare una sorta di opuscolo orientativo, una guida per il turismo sessuale a Venezia. E in questo elenco del telefono c'era una lista con tutti i nomi, gli indirizzi, i dettagli della mezzana, naturalmente le tariffe. Figuratevi, priore, gran priore, Sì. che hanno inserito perfino il mio di nome e con una tariffa ridicola, 2 ducati, ma non lo so, dico io, 2 ducati io. Voleva farvi un dispetto sicuramente. Errore di stampa, spero. O un dispetto più probabilmente. Ma quindi questa diplomazia delle lenzuola di cui parlavamo prima con Anzola Dal Moro detta la Zaffetta è realmente esistita? Anche questa è una notizia vera. Ad esempio, quando Enrico III è passato per Venezia, di ritorno dalla Polonia, diretto in Francia, dove andava a prendersi la corona, è passato a Venezia, è sostato a Venezia per un po' e diciamo che è toccato a me rendergli il soggiorno più piacevole. Questo su commissione, ovviamente non ufficiale, ma segretissima da parte della Serenissima, e era importante tenersi buono il futuro re di Francia e chi poteva farlo se non io? Eh sì, decisamente. Ma la storia di Enrico III a Venezia ha dei curiosi risvolti di politica internazionale, è molto buffa, interessante. Nel 1574, credo, era re di Polonia. Era stato incoronato neanche 12 mesi prima e suo fratello, che è quello tristemente famoso per lo sterminio degli Ugonotti, morì di polmonite tubercolare, si presume, e quindi Enrico III da Varsavia scappò di corsa per andare in Francia a prendersi il trono che era suo di diritto, ma che se restava a Varsavia probabilmente non avrebbe mai visto. Però nella sua fuga ai polacchi, ai varsovini, disse: ragazzi, qua fa un po' troppo freddo, è carnevale, vado a divertirmi un po' a Venezia, ci vediamo all'inizio della Quaresima. Questa cosa non avvenne, nessuno lo vide più tornare indietro e ancora oggi, siamo stati la settimana scorsa, quando si parla di Enrico III ai polacchi e agli abitanti di Varsavia, in poco gli dà fastidio, ecco. Ma torniamo indietro, torniamo a noi, cara Veronica. Posso farle qualche domanda un po' più dettagliata, non so, anche sulle prestazioni di Enrico III? Io in realtà volevo leggere una poesia. Ah sì, mi sembra più che giusto, doveroso direi. Perché questa esperienza con Enrico è stata importante al punto tale che gli ho dedicato 2 sonetti. E casualmente avrei qui il mio taccuino dei sonetti. Sì. Forse posso Prego. deliziare il vostro una amabile bellissima pubblico idea, con uno certo, dei miei sonetti, dedicati ad Enrico, mentre fuori impazza il carnevale.
Eh sì, pensavo che fosse il maestro Isidoro Prati Anche che io. aveva struccato il bottone sbagliato, invece no. Abbiamo avuto lo Cioè, stesso pensiero. ormai abbiamo tutti una certa età, bene o male, anche se la mia mamma mi dice sempre ti sei giovane, sarò giovane per ti che dico sempre. Però, prego, scusi Veronica, grazie. Sonetto ad Enrico. Come talor dal ciel sotto umil tetto, Giove tra noi qua giù benigno scende. E perché occhio terren dall'alto oggetto non resti vinto, umana forma prende. Così venne al mio povero ricetto, senza pompa real che abbaglia e splende. Dal fato Enrico a tal dominio eletto, che un sol mondo nol cape nol comprende. Benché si sconosciuto anche al mio core, tal raggio impresse del divin suo merto, che in me s'estinse il natural vigore. Sto dicendo che non gli ho resistito, non ce l'ho fatta resistergli. Di che, di tanto affetto non incerto, l'immagine mia di smalte di colore prese al partir, con grato animo aperto. Gli ho regalato una mia immagine, quando se n'è andato, di smalto colorato. Grazie Veronica, grazie. E adesso, visto che abbiamo parlato tanto di commedie, di arte della stampa, di teatro, della feste, delle cortigiane, delle cene, delle ricchezze, del lusso, è inevitabile che tutte queste cose attirassero a Venezia i personaggi più travolgenti e titanici della gioia di vivere del Rinascimento, che già è un'epoca ricca di gioia di vivere. E nel 1527 arriva, per non andarsene mai più, esule, il più grande di tutti i grandi personaggi. È scappato da Roma, dove il Papa lo voleva incarcerare e torturare e possibilmente anche sbruciacchiare, e dove però non può più tornare perché è stato dal suo amico Giovanni delle Bande Nere a Mantova, ma Giovanni delle Bande Nere ha avuto la pessima idea di farsi sparare con un falconeto in una gamba e, sebbene abbia superato l'amputazione, è morto di cancrena. E Pietro Aretino non ha più un luogo dove andare, ma ce n'è uno solo dove può andare, ed è Venezia. A Roma non si torna. Sono arrivati i lanzichenecchi del generale Georg von Frundsberg, che l'hanno messa a fuoco, il famoso sacco di Roma del 1526, e quindi lo scrittore che viene pagato per non scrivere le sue maldicenze, ovviamente. L'autore del primo libro pornografico a stampa della storia dell'intera umanità, l'amante di tutte le cortigiane, il crapulatore più pantagruelico di tutto il Cinquecento, il flagello dei principi, signore e signori, il divino Pietro Aretino. Benvenuto Pietro. Io fui in Vinegia per molti carnovali e sempre io stupii nei trionfi delle compagnie della calza e nelle magnifiche feste che ferno i cortesi, i reali, i floridi e tant'altri ch'io ben conobbi. D'altronde in questa splendida città io fui l'arbitro di ogni festa, l'autore delle più belle commedie, lo scrittore dei più belli libri, l'ospite e l'anfitrione delle più belle cene, l'amante delle più belle e colte donne, l'amico dei più ricchi e generosi uomini. E avrei giusto appunto preparato un prologo consono per una breve commedia, se posso. Certamente che può. Prego, proceda. Ieri sera
non fui sì tosto in letto che venni portato dal sogno in cielo, nel quale che io fui sento che le stelle mi dicono: Poiché sei qui, deliberiamo Sto facendo le stelle. che tu diventi un dio o una dea di quelli che ci sono e leggiti quel che più ti piace e quel sarai. Libenter, ma venessi gran copia ch'io non saprei come risolvermi per l'uno o per l'altra. E vorresti essere Marte, dio della guerra? Giammai mi uggirei all'intendere stolidi che impartiscono comandi e nel mentre fanno vela del pennacchio, s'accotonano la barba, diguazzano la spada, volendo essere quel signor Giovanni de' Medici che niuno può eguagliare. Ti trasfigureresti in Giove, signore dei fulmini? Ah, se mi piacerebbe, ma non potrei trattenermi dal mandar folgori giù nel mondo così come ora colpisco con la mia penna, e saria un eccidio troppo grande. E l'ufficio del sole? No, per carità. Sempre a girare in tondo, e l'estate a scorticare i villani, e l'inverno a spidocchiare i furfanti. E della luna non mi si parli, che i peggiori accidenti mi manderiano, i dogliosi e gli infermi al mio voltare, e nel mio rilucere i ladri e gli amanti. E allora Cerere, una dea dei raccolti. Non ch'io dispregi il pane e l'altri frutti delle messi, ma mi sono assai più grati le carni e i vini. Dunque vorreste essere Diana, cacciatrice, oppure Baco? No, 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 no. Le carni mi garba gustarle ben condite, cucinate, al desco e in buona compagnia, non già procacciarmele nel fosco della selva. Quanto a Bacco, s'io lo fossi, come potrei esercitare la temperanza nelle libagioni? E che ne direste di essere Mercurio, dio del commercio? Ah, questa poi! Io già li proteggo i mercanti, col dissipare i denari nelle loro botteghe per i miei piaceri. Nettuno? Per essere maledetto dalle ciurme durante le procelle? La sorte? Eh già, così tutti quelli che per dabbenaggine, per ignavia o per entrambe si trovano a mal partito incolperanno me. Non sa donti sa, Aretino, ma temo che ci sia rimasto solo Cupido ormai. Ecco, sì, Cupido! Già mi vedo con l'ale alle spalle, il turcasso al fianco, l'arco in mano, a scagliare strali d'amore e far perdere il senno agli uomini. Chi s'aggira attorno alla casa dell'amica, chi ventra per la dritta, chi si aggrappa per le mura, chi salta dalle finestre, chi s'asconde in una botte, chi è scoperto e bastonato, chi crepa di passione, chi si consuma aspettando, chi minaccia la donna, chi la scongiura, chi divulga il fine ottenuto, chi tace il godimento, chi celebra colei che l'arde, chi vitupera la cagione che l'ha infiammato, chi non mangia per dispiacere, chi non dorme per letizia, chi sperimenta incanti, chi consulta le ruffiane, chi compone versi, chi scribacchia epistole, chi trimpella il liuto, chi biscanta un mottetto, chi assalta il rivale, chi ne è ucciso, chi si cruccia per una Madonna e chi spasima per una baldracca. Non meno terribili sono gli incendi dei muli ebrisensi, e il diavolo, per castigarle delle perversità che elle usano verso coloro che le servono, le lodano e le amano, le dà preda d'un pedante, d'un plebeo, d'un goffo, d'uno sgraziato o d'un manigoldo, proprio come nella commedia che ora udirete, che venne scritta da una anonima compagnia di calza e che si intitola La Veneziana. Nena,
Mia dolce cara nena, ti dormi, fia mia? Volevo fare un pisolino perché sono stanca di voltarmi e rivoltarmi in questo benedetto letto. Almeno tu ti rigiri nel letto, io invece nel fuoco che mi consuma. Che dite? Fuoco? Dove fuoco? Le mie carni bruciano, muoio di sofferenza. Ave la febbre? Lasciatemi toccare un poco. La febbre è qua, dentro al cuore, nena. Va bene. Allora chiameremo il nostro medico, Messer Antonio. Non che sia in tutta Venezia un solo medico che sappia che possa guarire Angela. No, tranne quelli che non sia castroni. Tu non capisci. Io dico un solo uomo. Cosa volete dire? Un uomo grande, bello, possente. Dico uno solo, soltanto uno, che ha un viso d'anzolo, un musino d'oro, venuto tale quale dal paradiso. Ma mia signora, sono tutti soltanto uomini. Sì, ma questo è il migliore di tutti quanti sono a Venezia, in tutte le colonie del Levante, in tutti i possedimenti di terraferma, in tutto il mondo, sì. Ve par così perché gli volete bene. Che? Bene, lui è il mio tesoro, tutti i miei gioielli, il mio Dio. E allora fatelo venire in casa se ne avete proprio tanta voglia. No, non vuole guardarmi sotto questo velo di vedova, non mi vede neanche, mi crede vecchia. E poi è innamorato di quella là, Valiera, la nostra vicina. È quel ragazzino carino. Ma cosa ve ne fate di un ragazzino? Che farmene? Ma guarda che roba, non lo sai, no? Io saprei fare meglio. E cosa farete? Nient'altro poi? Vorrei gettargli le braccia al collo, succhiare quelle labbrine e tenerlo stretto, stretto, stretto. E poi? Tutto qui, nient'altro? La linguina in bocca e... Io saprei fare meglio. Quella di bocchina un ragazzino. dolce, tenerla per me, così sempre, sempre. Saprei fare molto meglio io. Sicuramente. Ma state indietro, non stringete così forte, mi soffocate. Caro, 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 più dolce dello zucchero. Mia signora, voi non vi ricordate che io sono una donna, non un ragazzo? Sono quasi morta io, altro che ricordare. Sono in un bagno di sudore. Ciò, per forza. State facendo dei mattezzi. Passerà anche la notte e verrà domani, nena. Che domani? Ditemi, cosa farete domani? Voglio avere quel giovane io. Lo voglio. E in che modo pensate di fare? Con soldi e condoni. Con che altro? Sì, appunto. E per mezzo di una persona che lo sappia condurre. Per mezzo di tutto ciò che dirai tu. Va bene, dai, su. Tornate in camera vostra e dormite. No, voglio stare qua. E se vuoi che io dorma, gettami le tue braccia così abbracciami. E io chiuderò gli occhi e crederò che tu sia il giovine. Volete che vi stringa così? Sì, cara mia figlia. Credete che io sia qui ora? Non ancora, ancora un poco. Voglio dormire io. E state attenta, fate piano, non mi stringete. Vuoi farmi un piacere? Quale? Cara, dolce nena, sta così un poco e poi comincia a bestemmiare, così ti crederò un uomo. Non so che dire io. Impreca, bestemmia, quello che vuoi e di un sacco di parolacce, ecco, un sacco di parolacce come fanno gli uomini. Ma ditemi, quali parole, quali parole? Ma quelle porcherie che si dicono in bordello, dai, non sai. Se non dormo, le dirò. Ma se dormo, non dirò niente. Oh, cara nena, fa un po' lo manasso, per amor mio.
Questa commedia veridica fu definita, rimase nascosta in qualche archivio fino al 1918, quando fu ritirata fuori dalla polvere. Di anonimo, quasi sicuramente scritta e messa in scena da una compagnia di calza, forse quella dei Cortesi, rimase un gioiello di inestimabile valore. Quando fu ripresa, negli anni 60, un grande filologo di italianistica veneziano, Giorgio Padoan, il mitico professor Giorgio Padoan, ne fece un'edizione critica. Questa commedia ebbe una grandissima fortuna perché fu alla base di tantissime reinterpretazioni teatrali, tra cui alcune con la regia di Maurizio Scaparro, che la portò anche a New York, e fu anche argomento di riduzioni cinematografiche di un certo successo. La cosa molto interessante di questa commedia è che racconta un fatto realmente accaduto di due nobildonne, l'una giovane vedova, l'altra giovane malmaritata con un moltone, diremo oggi, e sono in combutta per lo stesso uomo, un ragazzino venuto da fuori, Julius, molto carino e forbito, però totalmente vacuo e vuoto. Ma questo non ha nessuna importanza, perché in questa commedia gli uomini sono irrilevanti. Quello che conta sono le passioni e le emozioni e i ragionamenti delle donne. Ho scelto questo brano perché l'ho trovato particolarmente trasgressivo e completamente fuorviante se uno ha un'idea della commedia rinascimentale, magari fatta di Arlecchino e Pantalone, voglio dire. Cioè è una cosa veramente strana che mette in luce le tensioni e le pulsioni dell'erotismo femminile, cosa che per degli autori anonimi del Cinquecento è esclusivamente meravigliosa. E siamo quasi giunti alla fine. Lo so che vi dispiace tantissimo, vorreste che io vi parlassi ancora decenni riguardo le compagnie della calza, ma prima di chiudere facciamo un altro esperimento di epifania dal passato e materializziamo, grazie agli potentissimi mezzi metempsicotici della compagnia de calza agli antichi, un personaggio fondamentale della storia di tutto il Rinascimento. Tutti questi banchetti c'era qualcuno che faceva da mangiare e noi abbiamo trovato una cuoca veneziana a libero servizio per patrizi, nobildonne e borghesi abbienti. Ho il piacere di presentarvi Anna da Muran. Adesso ci passiamo il gelato l'uno con l'altra. Cara Anna, abbiamo parlato all'inizio di questa breve e folle conferenza delle due arti che si presentano, si affacciano nel Rinascimento, l'arte della stampa e l'arte della cucina. Le due cose si fusero e iniziarono, soprattutto a Venezia, a stampare libri di cucina, ricettari eccezionali che sono una testimonianza preziosa di quel tempo. E la domanda che io faccio subito a una cuoca del Cinquecento, de Muran anche, ma lei quei libri li conosce? Li comprava, li leggeva? Assolutamente sì, amatissimo priore. Li compravo, dilapidavo lo stipendio e dovevo informarmi assolutamente su quello che accadeva, sulle novità culinarie, visto che lavoravo con le più prestigiose famiglie veneziane. Certo, mi sembra che l'adeguamento professionale sia necessario. Ci può fare illustrare così brevemente, per sommi capi, quali erano le opere più in voga al suo tempo? Beh, assolutamente, innanzitutto il libro nuovo di Ser Cristoforo Messibugo e poi per tacer dell'opera di Bartolomeo Scappi, con le loro novità che possono essere in un certo senso paragonate a quello che era stato l'Artusi nei nostri anni del Novecento. Per esempio una qualche novità o qualche cosa di interessante, una spigolatura culinaria? Beh, allora per quello che riguarda il nostro Messibugo,
la ricetta del caviaro, cioè del caviale di Storione, il caviale di Storione, sia fresco che conservato. Poi gli storioni venivano dalla terraferma veneziana, erano grandi e quindi venivano esposti nelle tavole dei banchetti. Il caviale, a dir la verità, anche negli altri a Venezia, prima della ricetta del messibugo lo usavamo, dopo però è diventata moda e tutti quanti lo chiedevano. Ma diciamo che c'era come una competizione fra i patrizi, fra chi aveva lo storione più lungo. Ma già era buon al manco. Insomma, secondo me già era più bonigo. E c'era un fiantin stopposo, però il faceva come si diceva ciasso in canaiasso. Fasso bella figura. E qualcosa di Bartolomeo Scappi, della sua opera gigantesca, no? C'era lo Scappi che aveva una mania della pasta, e la pasta salata, e la pasta ripiena, e la pasta dolce, e la pasta sfoglia, e la pasta frolla, e la pasta con la pastissada, e mescola e fa, alla fine mi piaceva meglio d'origine. Basta con sta pasta. E visto che siamo in tempo di carnevale, si mangiavano le fritole nel 500 e anche i galani, e magari lei ha anche qualche storia da raccontarci? Una storia, sono preparatissima sulla storia, cioè nel 500 che c'era già il famoso messibugo che praticamente aveva già una ricetta dei famosi liccapropri che veniva da quel famoso libro del cuoco anonimo veneziano del XIV secolo, che non era sta stampata ma che era scritto a man, che c'erano le frittole che venivano fatte però anche col formaggio e dopo venivano fritte e condite con il miele e il pevere. Però il messibugo che ha aggiunto i pinoli e l'uetta, i cedrini, e ha fatto questo bel impasto fritto poi nel strutto, così lisiero, e che metteva il zucchero, che così, insomma, bello fisso, e dopo è diventato, insomma, più avanti, dopo ci ha messo in peneo con l'impasto, le robe, fino al 700, con le famose frittole delle frittolere e dei frittolleri delle nostre corporazioni. E il galano addirittura, che già era già il galano, e veniva però veniva da Appiccio, dai frictigliaccio, altro che, già era praticamente dei quadrati di pasta, io stesso, che già era fatti col miele e con il seme di sesamo. È interessante. È molto interessante. Dopo magari ci fa degli esperimenti, ce li fa assaggiare. Ma senta, è vero che lei, fra tutti i patrizi e i personaggi importanti di cui è stata a servizio anche da Pietro Aretino? Sì, lo confesso, però so durata 2 mesi, perché il aveva le mani troppo lunghe, come un folpo. Anna, mia Anna, quanto tempo, quanta fame! Maria Vergine del Costero! Signore e signori, è finita la breve e fuorviante, ma veritiera però, conferenza spettacolo del Carnevale 2024 all'Ateneo Veneto sulla storia delle compagnie della calza. Io spero di avervi edotto e magari non mi domandate più perché si chiamano compagnie della calza e che cos'è una compagnia della calza. Vorrei presentarvi gli interpreti, tutti soci della compagnia della calza Gli Antichi, che hanno dato vita a questa folle scorribanda nel secolo XVI. Signori e signori, in ordine del tutto casuale, Luca Costantini, Angelo Beolco, detto Ruzzante. Numa Ecos nella parte di Anzola dal Moro, detta la Zaffetta.
Antonio Calì nella parte di Pietro Aretino. Anna Santini nella parte di Anna da Muran. Federica Zagatti Wolferrari nella parte di Veronica Franco. Alle musiche Isidoro Prati. Il gran priore della compagnia di Calzai Antichi, Luca Colferai. Grazie, grazie, grazie. E grazie ancora all'Ateneo Veneto per averci accolto. Siamo felici e orgogliosi.